Un'altra strage di migranti nel Mediterraneo a causa dell'affondamento di un gommone. 23 le vittime accertate, ma si teme che il bilancio possa essere molto più pesante. Intanto 700 persone nelle ultime ore sono state tratte in salvo. Tornando alla tragedia della notte scorsa, 64 sono i superstiti, ma come dicevamo diversi sarebbero i dispersi. A notare il gommone sono stati dei militari a bordo di un elicottero alzatosi in volo da una nave militare spagnola impegnata poco prima nel salvataggio di altri 140 migranti. Dalle testimonianze dei superstiti, sul gommone affondato vi erano più di 100 persone partite dalla Libia. A coordinare i soccorsi è stata la centrale operativa della Guardia Costiera di Roma. 2000 sono i migranti salvati nel corso di questa settimana, ad essi si aggiungono i migranti degli sbarchi fantasma. Si tratta di migranti tunisini che hanno scelto le coste dell'Agrigentino. Mentre si fa di tutto per salvare la vita a chi arriva disperato via mare, vengono incrementati i controlli antiterrorismo, visto che non sarebbero solo preoccupazioni campate in aria quelle riguardanti infiltrazioni di presunti terroristi. Il timore è stato confermato dal Ministero tunisino dell'Interno, il quale ha dato notizia della presenza su un barcone partito dalla Tunisia e diretto in Italia di alcuni presunti jihadisti già sottoposti ad indagine antiterrorismo. Intanto, riguardo il traffico di petrolio che sarebbe in atto tra la Libia e l'Italia e che potrebbe avere legami con l'ISIS, la Guardia di Finanza ha scoperto nelle ultime ore a bordo di una motonave 1000 quintali di combustibile.